Ecco che parte il corteo, noi lo seguiremo anche perché non sappiamo esattamente dove dovrà andare, per cui ecco qua. Tutte forze della protezione civile. Si sono tenuti a Cavarzere questa mattina i festeggiamenti per i 20 anni dalla fondazione del Dipartimento di Protezione Civile di Cavarzere, dopo la Santa Messa celebrata al Duomo, officiata da Monsignor Dianin, il quale ha dedicato un'interessante omelia proprio alla protezione civile e agli uomini e alle donne che ne fanno parte, si è tenuta al vicino e sontuoso Teatro Serafin la presentazione del libro che racconta la storia di questi primi 20 anni della protezione civile di Cavarzere. Si sono alternati sul palco il sindaco Pier Francesco Munari, il quale ha letto anche 2 messaggi diretti alla protezione civile di Cavarzere e ai suoi festeggiamenti, dedicati dal presidente della regione Veneto Luca Zaia e da parte del sindaco della città metropolitana di Venezia Brugnaro. Intervenuto quindi per la prima volta a Cavarzere anche il prefetto di Venezia Darco Pellos. Sono intervenuti inoltre vari esponenti della protezione civile a livello provinciale e a livello cittadino. È stato illustrato poi il libro, omaggiato al termine a tutti gli intervenuti, donato dall'amministrazione di Cavarzere. Un libro in cui sono stati descritti tutti gli interventi che hanno visto la protezione civile di Cavarzere protagonista, a Cavarzere, nei dintorni e in zone distanti dal Veneto, dove l'aiuto che ha potuto portare è stato essenziale. Il distretto sud della provincia di Venezia vede agire insieme la protezione civile di Cavarzere, Chioggia e Cona. All'evento era presente il sindaco di Cona, Alessandro Aggio, neo eletto nuovamente, e il consigliere Dolfin, in rappresentanza del comune di Chioggia e del Consiglio regionale del Veneto, e le rappresentanze anche dei vari dipartimenti della protezione civile. Oltre a loro, tra il pubblico erano presenti tutte le forze con cui la protezione civile collabora, dai vigili del fuoco alle forze di polizia, alla Croce Rossa Italiana, alla SAV Sorveglianza Aerea Veneta, alla nuova UDV di Chioggia, in attesa che la sua appartenenza alla protezione civile diventi ufficiale. Un insieme di quella buona parte sociale che utilizza il proprio tempo libero per prepararsi ad intervenire in caso di necessità e lo fa subito per aiutare chi è in difficoltà. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.